specie di divisa, come la vostra. Tutti quelli che hanno fatto un corso di vela ne hanno uno. E quanti sono? Solo quest'anno una trentina. Ma secondo me vi state sbagliando. Questo, se permette, lo stabiliamo noi. Ma guardatevi intorno. Le rapine le fanno tutti quelli che non possono chiedere a mamma. E qui dentro, gente del genere, non ce n'è, ve ne assicuro. Ah, dipende se mamma ha intenzione di finanziare anche la cocaina. E anche qui vi sbagliate di nuovo. Qui dentro ci sono solo sportivi, non tira nessuno. E lei come fa a esserne così sicuro? Passo la maggior parte della giornata con i ragazzi. Me ne accorgerei durante gli allenamenti. Beh, io comunque voglio una lista completa di tutti quelli che hanno avuto il berretto, d'accordo? Vabbè, questo lo dovete chiedere al direttore. Io sono lo schippo, ecco qui. Non il segretario. Ma sono sicuro che non ve ne farete niente. E chi l'ha detto? Ci sta uno che ha appena piazzato delle pietre come quelle che mi avete detto voi. Sono diamanti, roba grezza ma di valore. Hai scoperto chi è? Si chiama Lucio Sapore. Quello dello yacht club. Ho scritto. Qua, alla fontana di Santa Lucia, costa qua. Dai, dai, muoviti! Fermi, polizia! Fermo! Marco, fermati! Antonio, dov'è? E ora che succede, ispettore? Succede che te ne vai con lui e aspetti il tuo avvocato. Ma io vi ho già detto tutto quello che sapevo. Questo lo vedremo. Andate. Dove? Si può sapere dove? In cella, dove vuoi che la porto? Mi state sbagliando, vi dico, mi state... Allora me lo